dottoressa Cinzia Calandrino. Il signor provveditore è accompagnato dal direttore della casa circondariale Calogero di Brona, dal direttore della casa circondariale Antonio Lorusso e dai rispettivi comandanti di reparto. Signori ospiti, ha ora inizio il 202esimo anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. Si dà ora lettura del messaggio del signor Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviato in occasione del 202esimo anniversario svoltosi in Roma 8 luglio 2019 in Roma. In occasione del 202esimo anniversario della Costituzione del Corpo, sono lieto di formulare a nome di tutta la Nazione e mio personale le mie più vive espressioni di gratitudine agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria per il costante e generoso impegno che pongono nell'adempimento dei loro doveri. La Polizia Penitenziaria opera quotidianamente, spesso in condizioni oggettivamente problematiche, con spirito di servizio ed alto senso dell'istituzione, per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza dei detenuti. La stessa, in sinergia con gli altri operatori del settore, contribuisce in modo significativo al complesso percorso di rieducazione dei detenuti, in attuazione degli obblighi in tal senso previsti dalla Costituzione. Ad essa spetta, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il difficile compito di far fronte alle sempre più frequenti situazioni di tensione e di sofferenza proprie della realtà carceraria, acuite dal problema del sovraffollamento. In questo giorno di solenne celebrazione, nel rendere omaggio alla memoria dei caduti nell'esercizio del loro dovere, esprimo ai loro familiari la vicinanza del Paese e rinnovo a nome dell'intera Nazione, a tutti voi, ai colleghi, non più in servizio ed alle vostre famiglie sentite espressioni di apprezzamento ed auguri. Sergio Mattarella. Si dà lettura dell'intervento del guardasigilli Alfonso Bonafede, inviato in occasione del 202esimo anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, svoltosi in data 8 luglio 2019 in Roma. Buongiorno a tutti. Ringrazio di cuore il Presidente della Repubblica per il messaggio che ci ha trasmesso e saluto con grande affetto tutti i familiari degli agenti presenti, giustamente orgogliosi dei loro cari. Rivolgo un abbraccio commosso ai familiari degli appartenenti al corpo che hanno scritturato la loro vita nell'adempimento del proprio dovere, servitori dello Stato che mi onoro di ricordare in questa giornata solenne. Sono felice di essere qui a celebrare oltre 2 secoli di vita, di storia, di servizio al Paese da parte di donne e uomini che, indossando la divisa della Polizia Penitenziaria, svolgono un ruolo centrale per la giustizia italiana e per la sicurezza dell'intera collettività. In questi mesi dal Ministro della Giustizia ho potuto apprezzare più da vicino un patrimonio preziosissimo di professionalità, umanità, di capacità di gestire situazioni pericolose. Un patrimonio inesauribile di dedizione, coraggio e senso dello Stato. Diciamoci la verità, questo patrimonio non era mai stato adeguatamente valorizzato. A tutti voi, poliziotti penitenziari, voglio trasmettere un messaggio chiaro. È finito il tempo del lavoro nell'ombra, è arrivato il momento di dare alla Polizia Penitenziaria la luce che merita. È il momento di riconoscere che se un detenuto viene rieducato e non torna a delinquere, è soprattutto grazie al contributo fondamentale dato da questo corpo di polizia, che vive e lavora letteralmente alla frontiera, in quella delicatissima zona di contatto tra lo Stato e chi ne ha violato le regole. Nel 2019 1.300 unità in più che già saranno a lavoro dal prossimo mese. Abbiamo investito negli equipaggiamenti, nell'edilizia penitenziaria.
e in passato qualcuno pensava di risolvere i problemi di sovraffollamento carcerario con indulti e provvedimenti sulla carcere, terminavano alla base il principio della certezza della pena e non risolvevano mai nulla. So che la condizione attuale è molto difficile. Da giugno 2018 le aggressioni delle sezioni detentive sono state 803, con una media di circa 2 aggressioni al giorno. Quando ho posto contatto personalmente gli agenti aggrediti, la maggior parte delle volte la risposta è: Ministro, ho fatto solo il mio dovere, ma stateci vicino. Di fronte a questa risposta dico sempre che fare il proprio dovere non può giustificare la carenza di sicurezza. Quando anche un solo poliziotto viene aggredito o non rispettato, è l'intero Stato e tutte le istituzioni ad essere messe sotto attacco. Nessuno può negare che il vostro lavoro sia fisiologicamente e oggettivamente difficile e rischioso. Ma deve essere chiaro che quei giovani che hanno deciso di servire lo Stato pretendono che lo Stato anche in quei momenti di difficoltà sia al loro fianco. Ebbene, sappiate che non ci siamo. Siamo al vostro fianco in questo giorno di festa come in tutti gli altri giorni, e sono sempre più numerosi italiani che davvero conoscono e apprezzano il vostro valore e il vostro grado di specializzazione. Mi riferisco per esempio al nucleo investigativo centrale, il NIC, agenti che raccolgono e sviluppano informazioni dentro l'istituto, donne e uomini che rappresentano un fondamentale strumento di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo. A ottobre a tal fine abbiamo istituito un nucleo di polizia penitenziaria presso la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. È giusto che gli italiani sappiano inoltre che quando un mafioso o un terrorista entra in carcere e viene sottoposto al regime di 41 bis, è fondamentale interrompere completamente i legami con l'associazione criminale. Questa è l'attività svolta dal gruppo operativo del mobile, il GOM. Analogo riconoscimento va tributato alle donne e agli uomini dell'USPED che attendono la vigilanza delle sedi istituzionali e alle scorte e tutte le autorità centrali del Ministero della Giustizia esposte a rischi significativi. E ancora, mi preme ricordare l'importanza del laboratorio centrale del DNA, strumento indispensabile per le indagini attraverso il riconoscimento genetico proprio del DNA dei detenuti. E da appassionato di sport, infine, mi dichiaro ufficialmente tifoso di tutti gli atleti del Fiamme Azzurra che portano alto nel mondo il vestito della polizia penitenziaria e il nostro amato tricolore, ottenendo vittorie e successi sportivi straordinari. E a voi dico che dovete essere onorati di rappresentare i 40.000 poliziotti penitenziari quotidianamente in servizio anche in questo momento. Come dico sempre, siete sempre una squadra meravigliosa di cui mi onoro di fare parte. A tutti voi va il nostro grazie. Viva la polizia penitenziaria, viva la Repubblica Italiana. Si dà ora lettura del messaggio del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dottor Francesco Basentini. Nel dare a tutti voi il benvenuto al 202esimo anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, sono lieto di esprimere il più profondo ringraziamento al Presidente della Repubblica per il messaggio rivolto alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria che abbiamo appena ascoltato, ringraziandolo altresì per il privilegio concesso il 25 giugno nel ricevere l'ampia rappresentanza del Corpo al Quirinale. A un anno dall'assunzione dell'incarico che mi onoro di ricoprire, sono orgoglioso di dare testimonianza del valore e della professionalità delle donne e degli uomini del Corpo e del ruolo fondamentale che essi svolgono per la sicurezza e la legalità nei servizi di istituto. L'evoluzione dei compiti loro assegnati, la crescita professionale, l'affermazione del ruolo e dell'identità di forza di polizia specialistica è centrale nel sistema sicurezza del Paese. Desidero portare alla vostra cortese attenzione l'impegno e la dedizione con i quali gli appartenenti al corpo di ogni ordine e grado quotidianamente onorano l'uniforme che indossano. Le difficili condizioni degli istituti penitenziari, dovute a una presenza detenute pari a 64.419 al 4 luglio, la gestione di costoro con il carico di problematiche personali e sociali e dei differenti circuiti detentivi relativi al livello di pericolosità, costituiscono il complicato contesto nel quale il nostro personale opera. Ho visto e toccato con mano la fatica di chi si confronta ogni giorno con la complessità del carcere. Ho ascoltato le critiche, i suggerimenti e finanche le proteste di chi si trova con coraggio e tenacia a fronteggiare eventi critici. Ho visto l'orgoglio negli occhi e nelle parole dei nostri agenti che salvano in extremis vite umane, che ascoltano e supportano i detenuti nei momenti di crisi.
Nel corso del 2018 la Polizia Penitenziaria ha tradotto un totale di 295.878 detenuti. Il sistema di videoconferenze, già utilizzato in numerosissimi collegamenti, consente di abbattere notevolmente le traduzioni. Ringrazio il Ministro per aver promosso e sostenuto un piano di assunzioni, ordinarie e straordinarie, che consentirà all'amministrazione penitenziaria di assumere entro il primo trimestre del 2020 circa 3.500 unità. L'implementazione dell'organico sarà calibrata sulla scorta delle risultanze offerte dal gruppo di lavoro costituito lo scorso aprile. Allo stesso gruppo è stato assegnato il compito di elaborare protocolli operativi per la gestione degli eventi critici in ambito penitenziario. La formazione è un altro pilastro dell'amministrazione, al fine di dotare gli appartenenti al corpo di un sapere teorico e di strumenti tecnici e operativi all'altezza della complessità delle molteplici e specialistiche funzioni svolte. Mi riferisco ai biologi, agli informatici, agli istruttori cinofili antidroga, agli istruttori di tiro, guida e difesa personale. L'amministrazione penitenziaria si è impegnata e si impegnerà per offrire il giusto riconoscimento alla dirigenza del corpo e ai ruoli direttivi. Allo stesso modo non verrà destinata alcuna energia per dare vigore e prestigio all'attività professionale del dirigenza e ai ruoli direttivi. Allo stesso modo non verrà destinata agli ispettori e ai sovrintendenti, agli agenti e agli assistenti voglio riconoscere il mio speciale ringraziamento per l'impegno e la dedizione osservati nella gestione delle sezioni e dei reparti. Saluto gli atleti delle Fiamme Azzurre presenti e attraverso loro tutti i ragazzi e le ragazze dei nostri gruppi sportivi che nello sport testimoniano i valori della sana competizione, del rispetto dell'avversario e della solidarietà. Siamo orgogliosi delle loro vittorie, che sono tante. La consolidata e competente esperienza del corpo ha reso possibile attuare processi di integrazione con una delle primarie istituzioni del mondo giudiziario, come la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. A questo importantissimo organo verrà assegnato un nucleo di 20 unità, che andranno a comporre il nucleo investigativo presso la citata direzione. Permettetemi infine di dedicare un sentito e commosso pensiero alla memoria degli appartenenti al corpo che hanno sacrificato la vita per la fedeltà ai valori della Repubblica. Il loro sacrificio vive nella storia e nel cuore della Polizia Penitenziaria. Un saluto affettuoso rivolgo ai familiari che sono oggi con noi a testimoniare che l'appartenenza al corpo vive anche nella loro partecipazione ai momenti più importanti del corpo. Grazie a tutti per la vostra presenza. Viva la Polizia Penitenziaria, viva l'Italia! Il comandante di reparto della casa di reclusione di Ucciardone, commissario coordinatore Michelangelo Aiello, illustrerà brevemente le attività operative che il reparto di Polizia Penitenziaria ha svolto nel corso dell'ultimo anno. Grazie comandante, di riposo. Gentili ospiti, signore e signori, autorità militari, civili e religiose, personale in quiescenza, signor prefetto, signor provveditore, benvenuti. Rivolgo a tutti voi un saluto, il mio personale ringraziamento per la vostra da sempre assidua e affettuosa vicinanza al corpo di polizia penitenziaria, testimoniata anche con l'attuale presenza al 202esimo anniversario della fondazione del corpo. Lo speaker in precedenza ha passato velocemente in rassegna i compiti istituzionali del corpo di polizia penitenziaria. Come è noto, il mandato precipuo è quello di garantire la sicurezza intramuraria. Quindi il sintetico richiamo ad alcune delle principali attività di polizia che si sono svolte nell'anno 2018 all'interno della casa di reclusione Ucciardone, intitolata al maresciallo degli agenti di custodia Calogero di Bona dal gennaio del 2018, oltre che di riempire di contenuti i precetti istituzionali affidati al corpo, offre il giusto spazio di riflessione circa la delicatezza e la complessità di tali compiti, nonché sul livello di professionalità del personale di polizia penitenziaria ivi in servizio. Sin da subito ho avverto il bisogno di preporre che il bilancio per l'anno 2018 è stato positivo. Infatti i poliziotti penitenziari dell'Ucciardone hanno interpretato magistralmente il mandato loro affidato,
poiché attraverso l'attività di vigilanza dei ristretti quotidianamente svolta hanno contribuito non solo al mantenimento della sicurezza intramuraria, ma anche della collettività, in ultima analisi dei cittadini e non che insistono nell'Interland palermitano. In ossequio al principio costituzionale che stabilisce che la pena deve tendere al reinserimento sociale del condannato, il reparto di polizia ha messo a disposizione delle altre aree professionali operanti all'interno del carcere, in primis l'area giuridico-pedagogica, il proprio patrimonio conoscitivo tangibile dei ristretti, derivante dall'esercizio dell'attività custodiale, contribuendo sinergicamente all'adozione di specifici percorsi trattamentali per i detenuti. Ecco quindi che l'attività di vigilanza dei ristretti, svolta 24 ore su 24, assume inalienabile valore trattamentale, cioè osservazione. Si intuisce come questa seconda e più innovativa attività istituzionale, seppure abbia carattere servente, pone il reparto di polizia al centro del sistema penitenziario. Infatti l'osservazione del detenuto fornita dal poliziotto penitenziario, contenuta essenzialmente in quelle che sono le relazioni di servizio, è strumentale e preziosa rispetto all'adozione di provvedimenti amministrativi intramurali, quali di assunzioni lavorative, di inserimento a corsi professionali, attività teatrali, sportive, eccetera. La predetta osservazione assume carattere fondamentale rispetto all'adozione di delicati provvedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza, in relazione alle richieste di concessioni di benefici e misure alternative avanzate dai detenuti, i quali sempre più spesso ambiscono ad una riduzione della pena e alla graduale inclusione sociale. Per dare un'idea di come è cambiato il modo di rieducare i detenuti e quindi di come è cambiato il modus operandi della polizia penitenziaria, si esemplificheranno alcune particolari attività o iniziative intramurarie svoltesi nell'anno 2018, destinate a gruppi più o meno ampi di detenuti che hanno impegnato la polizia penitenziaria di Lucciardone quale garante dell'ordine e della sicurezza interna, onerandola di osservare con attenzione le dinamiche individuali e di gruppo dei ristretti, anche allo scopo di prevenire e reprimere la commissione di illeciti. Rientrano in questa classificazione le seguenti attività. Nel marzo del 2018 è stata svolta la festa del papà tra i detenuti e figli all'interno dello spazio verde dell'area colloqui. Nello stesso mese è stata celebrata la Via Crucis intramuraria curata da detenuti attori facenti parte della locale compagnia teatrale. Nell'aprile del 2018 è stata inaugurata la quinta sezione, quale polo didattico, con uno spettacolo teatrale dal titolo Dalla parte giusta, alla presenza del loro ministro della giustizia Andrea Orlando. Nell'ottobre del 2018 si è svolto un evento culturale intramurario denominato La Via dei Tesori, con visita dell'istituto a cura dei cittadini che hanno prenotato, assistita da detenuti attori facenti parte della locale compagnia teatrale. La stretta collaborazione con l'area giuridico-pedagogica ed il confronto con le altre aree hanno consentito di raggiungere risultati proficui tali da destare un particolare interesse e la conseguente fiducia della magistratura di sorveglianza, che ha ritenuto opportuno condividere alla società esterna il livello di reinserimento raggiunto da alcuni detenuti. A titolo esemplificativo si ricorda nel maggio del 2018 uno spettacolo teatrale, La storia di Santa Rosalia, svoltasi presso la parrocchia di San Filippo Neri, ovvero nel giugno del 2018 l'evento teatrale All'ombra dell'ultimo sole, realizzato presso il Teatro Massimo di Palermo, dove hanno contribuito i detenuti facenti parte della corale del Lucciardone. Lo scorso luglio 2018 c'è stato un altro spettacolo teatrale, Santa Rosalia, svoltosi in piazza Monte di Pietà, in onore della Santa Patrona. Sono stati ammessi nell'anno 2018 dalla magistratura di sorveglianza numero 10 detenuti al beneficio del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario. Oggi il numero attuale è di 33 detenuti. Lo scorso anno i detenuti che hanno fruito di un permesso premio sono stati 212. Quest'anno allo Stato il numero è di 54. Il compito della polizia penitenziaria nell'ambito delle procedure di ammissione al lavoro dei ristretti, in particolare quelli dei tecnici, fabbri, idraulici, eccetera, ha come un posto di primo piano nell'attività di servizio. Essa inizia con il controllo del curriculum prodotto dal detenuto, prosegue con la valutazione e la prova d'arte e infine si conclude con la conseguente vigilanza dei detenuti impegnati nell'attività lavorativa. Nell'anno 2018 sono stati emessi 325 provvedimenti di assunzione lavorativa. Attualmente il numero dei detenuti lavoranti è pari a 243. Anche le attività scolastiche dei detenuti hanno impegnato notevolmente a vario titolo la polizia penitenziaria.
Su una presenza media di 400 detenuti, oltre 100 ristretti sono inseriti in attività scolastiche e formative che si svolgono all'interno del polo didattico. All'interno della quinta sezione poi è presente un pastificio che produce pasta secca, gestita da un'impresa esterna che ha assunto alle dipendenze 3 detenuti. Così come all'interno della sezione seconda è presente una sartoria che ha erogato la formazione a 11 detenuti. La capienza regolamentare dell'istituto è di 571 detenuti. In atto a causa dei lavori di manutenzione è pari a 475 detenuti. Alla mezzanotte di ieri erano presenti 395 detenuti. Questo complesso contesto carcerario, caratterizzato dalla varietà e dalla dinamicità degli eventi che caratterizzano i detenuti, per la precisione i condannati in quanto soggetti esclusivamente in espiazione di pena, fornisce una prima idea sul prezioso compito del personale di polizia penitenziaria presente al carcere Ucciardone di Bona. È facile cogliere in essi spiccate capacità di aggiornamento professionale rispetto alle innovazioni normative, organizzative e tecnologiche, sia una duttilità professionale. Infatti costoro disimpegnano con disinvoltura sia l'attività di vigilanza che quella di supporto all'attività trattamentale. L'esperienza maturata, l'ottimo livello di preparazione, l'aggiornamento costante e l'elevato livello di conoscenza del contesto hanno consentito ai poliziotti di Lucciardone, impegnato nello svolgimento delle tradizionali mansioni custodiali, quali la vigilanza delle sezioni, la vigilanza sui colloqui con i familiari, le perquisizioni dei detenuti, il controllo dei familiari, eccetera, di raggiungere elevati standard di sicurezza e di legalità, prevenendo il verificarsi di eventi negativi, quali fatti di autolesionismo, tentativi di suicidio di detenuti, risse fra detenuti, insorgere di sodalizi criminosi. Il reparto di polizia si è mostrato sempre pronto all'altezza della situazione da gestire, sia nell'espletamento delle attività di prevenzione che in quelle di repressione di poche, per la verità, condotte turbative dell'ordine e della sicurezza ed eventi critici dimostrativi posti in essere dai detenuti. Infatti su un totale di 428 eventi critici registrati si sono distinti solo per il primato numerico le manifestazioni di protesta individuali consistenti nello sciopero della fame, pari a 122 casi, gli atti di autolesionismo pari a 66 casi, commessi nella quasi totalità da detenuti extracomunitari, le allocazioni in stanza priva di suppellette di 41 casi prescritte dai sanitari dell'istituto al fine di scongiurare atti di autolesionismo o atti autosoppressivi per detenuti affetti da problemi anche temporanei psicologici o psichici. Infine 37 sono stati i casi di aggressione fra detenuti. Lo scorso anno sono stati elevati dal personale di polizia penitenziaria rapporti disciplinari che hanno interessato un totale di 300 detenuti e adottati dalla direzione 261 provvedimenti sanzionatori. Il reparto di polizia penitenziaria nell'anno 2018 ha svolto una rilevante attività di polizia giudiziaria e amministrativa. Ha prestato fattiva collaborazione alle indagini svolte dalla locale procura e dalle altre forze dell'ordine. Nella fattispecie sono state acquisite 18 denunce di carattere amministrativo, sono state raccolte 21 querele, sono state prodotte 120 informative di reato, sono stati deferiti 150 detenuti dall'autorità giudiziaria, sono stati effettuati 14 sequestri essenzialmente inerenti sostanze stupefacenti e microcellulari, sono stati effettuati numero 48 atti di PG delegati o subdelegati. Il reparto è stato altresì impegnato in attività di ordine pubblico in collaborazione con l'autorità di pubblica sicurezza, in occasione della visita del Sommo Pontefice avvenuta presso il Foro Italia di Palermo nel settembre dello scorso anno. In merito all'organico di polizia presente alla casa di reclusione Ucciardone, questo a fronte di una previsione ministeriale di 367 unità è pari attualmente a 334 solo in unità amministrate, 288 sono in unità effettivamente presenti. Bene, mi appresto a concludere. Il contesto operativo sopra descritto relativo alla casa di reclusione Ucciardone di Bona è estremamente complesso e delicato. I poliziotti penitenziari costituenti l'area della sicurezza si sono sempre contraddistinti per l'attaccamento al dovere, per specifiche qualità e valori umani, quali il coraggio, il senso della legalità, della giustizia, comportamenti virtuosi che inorgogliscono i colleghi in quiescenza che ci hanno preceduto e che altresì onorano la memoria di chi la divisa non l'ha più potuta indossare perché è caduto nell'adempimento del dovere o comunque in servizio.
Colleghi che in ogni caso non dobbiamo mai dimenticare. Colgo l'occasione per rimarcare la nostra vicinanza verso tutti i familiari dei caduti del corpo. Per i poliziotti penitenziari del Lucciardone di Bona, che ho l'onore di guidare, non posso non dispensare per tutti gli appartenenti ai vari ruoli elevati plausi, sia per il conseguimento della mission istituzionale, sia perché essi sono il classico esempio di autentici servitori dello Stato, che non ambiscono a riflettori, si alimentano solo dell'apprezzamento sociale e meritano, a mio parere, quale quarta forza di polizia dello Stato, il massimo dell'interesse e della considerazione a livello politico istituzionale. Grazie, viva l'Italia, viva la Polizia Penitenziaria. Il comandante di reparto della casa circondariale di Pagliarelli, commissario capo Giuseppe Rizzo, illustrerà brevemente le attività operative che il reparto di polizia penitenziaria ha svolto nel corso dell'ultimo anno. Grazie, comandante, dia riposo. Autorità, signori e signori, è con grande onore che prendo la parola per salutare e ringraziare, anche a nome dei colleghi degli istituti Calogero di Bona e Antonio Lorusso, tutte le autorità, militari e religiose, che con la loro gradita presenza hanno ancora una volta dimostrato attenzione e vicinanza nei confronti dell'amministrazione penitenziaria e di quanti per essa operano nelle strutture di queste due realtà. Un particolare saluto permettetemi di rivolgere al signor provveditore per l'attenzione dimostrata con la sua presenza in questa particolare ricorrenza. Permettetemi di salutare con caloroso affetto e fare una speciale menzione a tutto il personale del corpo presente dei due reparti, sia quello attualmente in servizio, sia quello in congedo. Saluti signori rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sempre attenti e disponibili al dialogo costruttivo e proficuo per migliorare le condizioni di lavoro del personale di polizia, quello dei ruoli amministrativi e del personale sanitario tutto, i familiari di coloro che ci hanno prematuramente lasciati. Un particolare pensiero, consentitemelo, va alla recente scomparsa di padre Mario, storico cappellano dei due istituti. Un ricordo e immensa gratitudine inoltre al personale di polizia penitenziaria caduto nell'adempimento del governo. Il sistema penitenziario, come è noto, sta vivendo una condizione di grande difficoltà dovuta al sovraffollamento, ma anche alla gravissima carenza di risorse umane ed economiche. I dati che mi accingerò a fornire fotografano pienamente la situazione di questo istituto, che è comune a tutti gli istituti della nazione. Ed è proprio in queste difficili condizioni che gli uomini e le donne della polizia penitenziaria svolgono con grande sacrificio i loro delicati compiti, assicurando all'interno degli istituti l'ordine, la sicurezza e la disciplina e nel contempo garantendo il trattamento rieducativo e il reinserimento sociale, nella consapevolezza che si può combattere la criminalità, garantire la giustizia e l'affermazione delle leggi, non solo punendo coloro che hanno commesso un crimine, ma anche convincendoli dove è possibile attraverso il processo rieducativo. Il poliziotto penitenziario dunque in quest'ottica partecipa con un intervento che è anche in qualche modo di prevenzione, alla difesa della società e nel contempo alla difesa di coloro che potrebbero nel futuro divenire vittime di reato. La polizia penitenziaria, attraverso un lavoro difficile, silenzioso, intenso, contribuisce a pieno titolo a garantire la legalità. Dare speranza è il nostro motto. I cambiamenti dovuti alla pluralità delle etnie detenute e il costante sovraffollamento si traduce nel tentativo continuo di assicurare condizioni di vita accettabili alla popolazione detenuta. Il personale di polizia che lavora all'interno della struttura ha sempre risposto con abnegazione, alto senso di responsabilità a quanto richiesto dal proprio ruolo, a fronte dei compiti nuovi e diversi. Quasi ogni giorno viene portata a termine dalla polizia penitenziaria un'azione e mi trovo a riflettere sulla complessità di un lavoro che pone in obbligo la decodifica dei segnali, la prevenzione e la gestione delle criticità. Chi sta fuori non può sapere. Il nostro lavoro consiste in una stratificazione di esperienze, conoscenze e intuizioni che tengono doverosamente conto del trattamento rieducativo e nel contempo della condizione di tanti condannati, spesso emarginati. I colleghi che lavorano all'interno delle sezioni sono i primi ad intervenire nelle situazioni di emergenza ed a rappresentare le esigenze dei detenuti e dar loro una parola di conforto. Il ringraziamento va a tutti, dunque anche alle famiglie, alle persone care che spesso sono sacrificate per un turno di servizio o quando accade per una sede troppo lontana.
La casa circondariale Antonio Lorusso ha visto aggiungersi alle difficoltà che affliggono tutti gli istituti ulteriori complessità. La scarsità di risorse strumentali, finanziarie e umane caratterizzano in realtà. La carenza organica del reparto della casa circondariale Lorusso è nota. Basti pensare che penitenziari simili per capienza, 1350 detenuti circa, hanno un organico medio effettivo di 800 unità. Il reparto di Palermo ne conta invece appena 625. Fondamentale ad esempio è l'acquisizione, il contributo della polizia alla sicurezza del Paese non si limita tuttavia a garantire la sicurezza all'interno dei singoli istituti, ma si estrinseca in modo ben più vasto. Basta pensare all'acquisizione di informazioni e la vigilanza nell'ambito della radicalizzazione. Altra sfida chiamata quotidianamente ad affrontare il personale è il disagio psicologico e psichico della popolazione detenuta e quindi prevenire e affrontare il pericolo del rischio suicidario. Dopo questa doverosa introduzione, entrando ora nel vivo, mi preme evidenziare in primo luogo che cosa? L'istituto di Palermo Pagliarelli continua a subire notevoli trasformazioni, infatti in adesione a quanto disposto dai superiori uffici, oramai è l'unico presidio che accetta i detenuti nuovi giunti, sia comuni che alta sicurezza. Si registrano dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 circa 1055 ingressi dalla libertà. Sempre in adesione ai provvedimenti dei superiori uffici è terminata la realizzazione dei circuiti regionali. Nonostante questo tanto rimane da fare, purtroppo ancora si registra l'inadeguatezza di alcuni reparti detentivi. Detto ciò è doveroso effettuare una menzione particolare. Per quanto riguarda l'ufficio matricola, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ha assicurato l'ingresso di 2020 detenuti tra uomini e donne, tra libertà e altri istituti, di cui come detto 1055 dalla libertà. Ha assicurato la dimissione tra trasferimenti e scarcerazioni di 1172 detenuti. Il personale nel contempo è stato adeguatamente formato e oggi assicura anche la raccolta dei prelievi del DNA da destinare alla banca data centrale. Ad oggi sono stati assicurati 1847 prelievi, il tutto con appena 20 unità di polizia penitenziaria. Anche il settore dei colloqui familiari è stato adeguato al regolamento e nonostante le gravi carenze organiche giornalmente assicura un servizio effettuando circa 4.100 colloqui mensili per un totale di 49.000 colloqui annui, il tutto con sforzi professionali garantendo il contatto con la famiglia e con appena 39 unità. Per ciò che attiene il diritto alla difesa, la Sala Avvocati con appena 6 unità ha garantito nel corso dell'anno 17.818 colloqui tra difensori assistiti, circa 1.000 colloqui in più rispetto all'anno precedente. Sono state garantite colloqui con magistrati e avvocati sempre dal settore, 870 udienze di convalide e interrogatori con l'autorità giudiziaria, mentre l'ufficio comando ha compiuto 533 atti di polizia giudiziaria, di cui 292 su delega, 241 comunicazioni di notizie di reato. I reati maggiormente contestati, articolo 73, danneggiamento, minaccia, rissa, calunnia. Tra le operazioni di polizia giudiziaria che hanno avuto riverbero con attività esterne, il comando ha partecipato con codelega alle seguenti operazioni: notifica di conclusione di indagini per circa 80 persone denunziate per frode informatica alle piattaforme televisive Sky e Mediaset e di cui a breve inizierà un importante processo. Operazione svolta congiuntamente con la Guardia di Finanza di Palermo. Operazione congiunta con Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economica Finanziaria, dominata contra Fides, che ha portato all'arresto di numerose persone seguendo provvedimenti di fermo nei confronti di 8 soggetti e altri 50 denunziati a piede libero. E di recente la notifica dell'avviso di conclusioni dell'indagine. Questa operazione ha accertato un giro di affari vorticoso, oltre ai casi in contestazioni hanno accertato truffe presunte tali per oltre 1.600.000 di euro di frode alle compagnie. Sono stati posti in sequestro diversi esercizi commerciali, tra i quali il bar Dolce Vita di via Filippo Brunelleschi, ristrutturato con i soldi appunto proventi del reato, una Porsche, una moto di grossa cilindrata, un gommone con motore fuoribordo, conti correnti e polizze assicurative ed altre disponibilità finanziaria ad un indagato. È stata altresì posta in sequestro una
dei libretti postali e assegni e oltre 21.000 euro durante le perquisizioni effettuate durante l'operazione. Tutto questo con solo 7 unità. Nell'anno 2018, con appena 13 unità del ruolo ispettori e sovrintendenti, il solo reparto di polizia penitenziaria ha assicurato 743 udienze a distanza, le videoconferenze. Pensate che già nell'anno in corso sono state effettuate il numero 805 udienze. Per quest'ultimo aspetto permettetemi di rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente della Corte di Appello, dottor Frasca, e a tutta la magistratura che ha raccolto la richiesta di aiuto prevedendo il contributo con l'invio di un cancelliere nell'espletamento di questo servizio. Per ciò che attiene il reparto di polizia che espleta servizi all'interno, preme segnalare la celerità degli interventi ha permesso di sventare 24 tentativi di suicidio, oltre a evitare quotidianamente che gesti autolesivi potessero avere più gravi conseguenze. Si registrano 122 gesti autolesivi. In tutto questo non va dimenticato che 4 unità di polizia penitenziaria nell'adempimento del proprio servizio hanno subito lesioni e ferimenti. Si registra inoltre la presenza di circa 135 detenuti in più con problemi psichiatrici allocati nelle sezioni ordinarie. Ciò ha comportato un'attività di sostegno da parte degli psichiatri, degli psicologi, dei funzionari giuridici pedagogici con intervento pari a 15.994 interventi. Basti pensare che attualmente sono presenti in attesa di collocamento RENS 3 internati. A breve la casa circondariale vede un progetto con la creazione di una sezione ex articolo 111, minorati psichici. Oggi il personale contribuisce, come detto, all'osservazione e abbiamo 15 detenuti attenzionati a rischio radicalizzazione. Nessun detenuto è sistemato in uno spazio inferiore a 3 metri quadri previsto dalla raccomandazione europea. Ritengo però che difendere la dignità umana di chi si trova in carcere non passi solo dall'assicurare gli spazi, ma principalmente dall'offerta trattamentale, che deve prevedere un'attività formativa. Ed è in quest'ottica che certamente si può affermare che il reparto di polizia dell'Istituto di Palermo Antonio Lo Russo non si è mai sottratto, solo a titolo riassuntivo, di concerto con i singoli funzionari giuridici o pedagogici sono organizzati. L'istruzione con la presenza di corso di alfabetizzazione linguistica, abbiamo una media di 300 detenuti stranieri, 2 corsi di scuola media, 3 sezioni di scuola superiori, corsi brevi di casificazione, corsi per lavoro di artigianato, sartoria e decorazione, 2 laboratori di teatro, uno maschile e uno femminile, che portano ogni anno a degli spettacoli all'esterno presso il Teatro Biondo, incontri di lettura con vari scrittori, incremento delle attività delle biblioteche grazie ai volontari di cui all'articolo 78, varie attività di cineforum, attività culturali diffuse e continuativa presso il teatro attraverso la collaborazione del Comune di Palermo e Federteatri. Incremento dell'attività ginnica attraverso l'apertura di 4 palestre, sia per i detenuti AS che comuni, attività specifiche per i soggetti fragili come quelli psichiatrici secondo la disponibilità delle associazioni. Sono in fase di avvio nei prossimi giorni corsi finanziati con progetti europei di formazione professionale del giardinaggio, pasticceria, operai, edili, muratori, elettricisti ed idraulici con relativi tirocini che impiegheranno circa 50 detenuti. Al fine di intervenire su quei detenuti che necessitano di sostegno, si avvieranno a breve termine 8 corsi brevi di assistente familiare che consentiranno di sostenere i detenuti con problematiche di autonomia fisica e mentale con interventi di accudimento. Questi corsi impegneranno circa 60 detenuti. Sono stati dati avvio ai lavori di pubblica utilità per un totale di 8 detenuti. A giorno i primi 2 soggetti si avvieranno al lavoro. Questo per i detenuti comuni. Per quanto riguarda i detenuti alta sicurezza, sono attive una classe di scuola media e 10 classi di scuola superiore. Anche in questa sezione abbiamo avviato le palestre, un corso di operaio edile, elettricista e idrauliche. A queste singole attività, tutte svolte sotto la vigilanza del personale, si aggiungano quelle di carattere generale, spettacoli periodici offerti dalla Federteatro, giornate in sostegno della genitorialità, festa del papà, della mamma al teatro con colloquio all'aperto in apposito giardino, la festa della donna con la partecipazione delle detenute, il pranzo di Natale con personaggi pubblici che viene svolto a rotazione nelle singole sezioni.
A ciò si aggiunge i lavori e le opere che sono state realizzate con manodopera diretta dei detenuti, e mi riferisco alla manutenzione ordinaria dei fabbricati o alla realizzazione di adeguamento di alcune sezioni, impianti di automazione, videosorveglianza, che hanno permesso di elevare gli standard di sicurezza e nel contempo razionalizzare le poche risorse umane. Vedete, spesso in occasione dell'annuario si pongono in risalto solamente le attività esterne, che sicuramente rappresentano un valore aggiunto. Con l'elencazione di una parte delle attività ho voluto ricordare il lavoro del personale che espleta servizio nei reparti e di come concretamente la polizia contribuisca all'umanizzazione della pena. Spesso ci dimentica chi siamo e da dove veniamo. Per questo e per tutto il lavoro silenzioso voglio nuovamente ringraziare tutto il personale, esternando pubblicamente la mia stima e gratitudine per la professionalità e l'umanità con cui adempiono al proprio servizio. Un saluto ai nostri pensionati dell'Associazione Nazionale Pensionati, la cui presenza ci deve essere di esempio e stimolo per svolgere sempre meglio le importanti sfide che la nostra professione ci presenta ogni giorno. Un grazie alle nostre famiglie che affrontano con umiltà, discrezione, silenzio e sacrifici le ansie di questa professione. Siate fieri della vostra identità di poliziotti penitenziari. Certo che la polizia penitenziaria continuerà ad operare con dedizione, generosità, entusiasmo e con la passione di sempre. Vi ringrazio, viva la polizia penitenziaria, viva l'Italia. Prende la parola il direttore della Casa Reclusione Occiardone Calogero di Bona, dottoressa Giovanna Re. Grazie comandante, dia riposo. Saluto le autorità civili, politiche e religiose e ringrazio loro della presenza all'annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria e il signor provveditore regionale oggi presente. L'odierna partecipazione testimonia la vicinanza all'amministrazione che mi onoro di rappresentare, avendo assunto nell'aprile di quest'anno la direzione dell'Ucciardone. Il Corpo di Polizia Penitenziaria, oggi ad ordinamento civile a seguito della legge di riforma 395 del 90, originariamente nasce all'ordinamento militare e il personale che lo componeva apparteneva al corpo degli agenti di custodia. Desidero a tal proposito precisare che se nel tempo tale denominazione ha assunto quasi un significato dispregiativo, è bene ricordare che il custode è di fatto colui che attende attraverso la propria opera alla salvaguardia e alla cura di un bene, e tale deve ritenersi la vita di una persona ristretta a seguito della supposta o accertata responsabilità per la commissione di atti che si sono posti in contrasto con i principi fondanti l'ordinata e civile convivenza di una società e sanciti nella nostra Carta Costituzionale. È proprio la Carta Costituzionale che all'articolo 27 finalizza l'intervento che l'amministrazione penitenziaria deve porre in essere perché la pena non costituisca un tempo di vita sospeso, ma si riempia di contenuti e tenda, attraverso una revisione critica del vissuto deviante del soggetto, ad un recupero dello stesso della società, di cui è stato e sarà in futuro un componente. Ecco il significato della detenzione, lo sforzo quotidiano delle figure che operano all'interno del penitenziario, e mi riferisco alle varie componenti professionali, quali educatori, contabili, assistenti sociali, volontari, terzo settore, cooperative, cappellani, affinché venga restituita alla collettività una persona mutata e consapevole del disvalore della condotta posta in essere, che ha leso un bene dello Stato, sia esso materiale o meno, un bene della società, della collettività. Un discorso a parte merita il personale tutto dei vari ordini e gradi di polizia penitenziaria. Personale questo che diuturnamente a contatto con le persone ristrette non si limita soltanto ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza della struttura, ma garantisce anche la collettività esterna e dà piena attuazione al mandato costituzionale in un'azione che vede anche la partecipazione alle attività di recupero del detenuto attraverso una costante opera di osservazione. Desidero altresì evidenziare come nel corso degli anni ad una mera attività di vigilanza svolta solo all'interno dell'istituto e con attribuzioni limitate il corpo abbia assunto competenze anche in altre specialità. Mi riferisco in primis al servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati assunto nel 1997, attività questa inizialmente demandata all'Arma dei Carabinieri.
Sono presenti le unità cinofile, le basi navali, i reparti specializzati nella gestione dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis, la vigilanza dei detenuti che intendono intraprendere un'attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria e il monitoraggio di soggetti ristretti, presunti o accertati appartenenti a frange terroristiche. Ed a tal proposito vorrei precisare che il personale del corpo partecipa alle riunioni del CASA, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. È presente anche a livello centrale e regionale il nucleo investigativo per reati commessi all'interno del circuito penitenziario che opera su delega in raccordo con le competenti autorità giudiziarie. Quanto sopra evidenzia la molteplicità dei compiti attribuiti al personale di polizia penitenziaria che, al pari delle altre forze di polizia che ringrazio per la costante e proficua collaborazione, pone in essere ogni sforzo utile affinché nel pieno garantimento dei diritti dei ristretti vi sia anche l'osservanza dei doveri da parte loro. Una pena umana ma rispettosa della legalità, in quanto si può privare un soggetto della libertà personale ma non della dignità, ed al contempo devono essere osservati in modo rigoroso quei principi tesi al garantimento dell'ordine e della disciplina. Ringrazio ancora una volta l'autorità giudiziaria tutta nelle sue diverse componenti per il supporto datomi in questi mesi di direzione e per poter sempre porre affidamento su interlocutori attenti e vicini all'istituzione. Un saluto e ringraziamento alle compagini sindacali dei due comparti dell'amministrazione, funzioni centrali e comparto sicurezza, che pur nella talora accesa conflittualità rappresentano interlocutori privilegiati per il perseguimento di obiettivi comuni e finalizzati al garantimento del buon funzionamento dell'istituto. Grazie anche al personale presente oggi in quiescenza e ai loro familiari. Mi sia consentito inoltre dedicare un pensiero commosso e un'espressione di vicinanza ai familiari del personale caduto per mano di appartenenti alla criminalità organizzata. Infine voglio ringraziare il personale tutto della Casa di Reclusione Mucciardone che pur in una situazione caratterizzata da inadeguate risorse umane e finanziarie e pertanto sottoposto ad un impegno lavorativo maggiore rispetto alle ordinarie attività da svolgersi, con grande sacrificio, impegno, senso del dovere e abnegazione supporta l'attività della scrivente nell'espletamento dei compiti istituzionali. Viva la Polizia Penitenziaria, viva la Repubblica! Prende la parola il direttore della Casa Circondariale Pagliarelli Antonio Lorusso, dottoressa Francesca Vazzana. Comandante, io riposo. Il mio vuole essere solo un semplice, veramente ringraziamento a tutte le gentili autorità e gli ospiti che sono intervenuti. Abbiamo le massime cariche istituzionali presenti. Quindi cosa possiamo pretendere? Niente, addirittura delle parlamentari con noi. Chiaramente permettetemi comunque di rivolgere un ringraziamento particolare al nostro provveditore regionale che si è insediata da poco, la dottoressa Cinzia Calantrino, proprio perché da poco ha accettato di buon grado di conoscere appunto le autorità che gravitano appunto nell'ambito palermitano e noi ne siamo onorati di questo e la ringraziamo in modo particolare. Chiaramente chi mi ha preceduto ha detto tutto su quello che facciamo, su come lo facciamo, sui numeri che sono abbastanza rilevanti. A Palermo noi abbiamo una parte di leone, forse perché siamo chiaramente i primi produttori, al contrario anche di chiaramente illegalità. Ed è ovvio che andava fatta questa cerimonia proprio per ricordare ed apprezzare ancora una volta tutto il lavoro svolto dalla Polizia Penitenziaria. Oggi è appunto la festa del corpo della Polizia Penitenziaria, però nell'ambito penitenziario lavorano e sono presenti altre figure che sono altrettanto importanti. Mi riferisco a tutto il personale del comparto funzione centrale, l'area della segreteria, l'area amministrativo-contabile e poi l'area trattamentale, tutti i funzionari giuridico-pedagogici che svolgono un ruolo rilevantissimo, sia per appunto la magistratura, sia nell'ambito dello svolgimento delle attività trattamentali tutte. Chiaramente l'attività trattamentale si può svolgere anche rispetto all'intervento di altre componenti che sono rappresentati dai volontari, dai docenti di ogni scuola
grado, da tutto un coacervo di operatori che io considero operatori ormai penitenziari a tutti gli effetti, non sono soltanto volontari o psicologi, esperti, tutti quanti, ma tutti coloro componenti, rappresentanti di enti di formazione professionale, tutti quanti. C'è un indotto abbastanza elevato che si occupa della popolazione detenuta ristretta, con l'intento chiaramente di rieducare per quanto possibile. È un compito un poco veramente ambizioso e difficile da portare avanti. Noi ci proviamo ogni giorno e io sono qui per dare attestazione di questo, veramente dell'impegno da parte di tutti gli operatori dell'Istituto di Pagliarelli, compresi i rappresentanti dell'ASP, che considero a tutti gli effetti appunto degli operatori penitenziari. Sono anni ormai che l'ASP svolge attraverso il suo personale sanitario e parasanitario le funzioni all'interno degli istituti, grazie anche per questo. Quindi cosa dire? Viva la polizia penitenziaria, viva il coraggio, continui a sopravvivere il coraggio e lo spirito di dedizione che ha caratterizzato il personale qui in servizio. Grazie a voi. Adesso alla consegna dei riconoscimenti al personale di polizia penitenziaria che si è contraddistinto nell'espletamento del servizio. Encomio solenne del signor Capo Dipartimento all'Ispettore Superiore Francesco D'Antoni, con la seguente motivazione: per avere dimostrato spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, libero dal servizio, unitamente ad altro personale, interveniva per salvare un collega in procinto di porre fine alla propria esistenza con l'arma di ordinanza. Palermo, 23 ottobre 2014. Consegna l'encomio al signor Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, dottoressa Cinzia Calandrino. Encomio solenne del signor Capo Dipartimento al vice ispettore Nicolò Rizzolo e all'assistente capo coordinatore Francesco De Simone, con la seguente motivazione: in servizio presso una sezione detentiva della locale casa circondariale, insospettitosi che un detenuto era steso sul letto con le coperte che lo coprivano completamente, dando prova di elevato spirito del dovere e non comune professionalità, unitamente ad altro personale, interveniva per salvarlo dal tentativo di porre fine alla propria vita mediante soffocamento. Palermo, 10 gennaio 2015. Consegna l'encomio al deputato nazionale Valentina D'Orso. Encomio del signor Capo Dipartimento al commissario capo Giuseppe Rizzo, con la seguente motivazione: in attività di servizio unitamente ad altro personale e dimostrando elevata professionalità e non comuni capacità operative, forniva un prezioso contributo investigativo in occasione di un'operazione portata a termine in collaborazione con il locale comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Palermo, anno 2013. Consegna l'encomio al signor prefetto di Palermo, dottoressa Antonella De Miro. Encomio del signor Capo Dipartimento all'assistente capo coordinatore Antonino Venuti, con la seguente motivazione: provvedeva da solo all'estinzione di incendio appiccato in una camera detentiva ed alla messa in sicurezza dei detenuti, dimostrando spiccate capacità professionali ed encomiabile spirito di iniziativa. Palermo, 28 luglio 2015. Consegna l'encomio in luogo del Presidente della Regione Sicilia all'assessore regionale Salvatore Cordaro. Encomio del signor Capo Dipartimento all'assistente capo Giampiero Croce, con la seguente motivazione: in
servizio presso una sezione detentiva della locale casa di reclusione, unitamente ad altro personale, dimostrando ottime capacità gestionali ed elevata professionalità, si prodigava a far evacuare alcuni detenuti delle camere detentive invase dal fumo di incendio provocato da un altro ristretto, il quale, in forte stato di agitazione, si era altresì barricato nella propria stanza detentiva. Milano, 2 ottobre 2014. Consegna l'encomio il signor Sindaco Leoluca Orlando. Encomio del signor Capo Dipartimento agli assistenti capo coordinatore Simone Spina, Antonino Di Lisi, Alessandro Scorsone, con la seguente motivazione: in servizio presso una sezione detentiva del locale istituto penitenziario, unitamente ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità operative e professionali, interveniva per salvare la vita di un detenuto che tentava di porre fine alla propria esistenza. Palermo, 24 gennaio 2017. Consegna l'encomio il signor Presidente della Corte di Appello, dottor Matteo Frasca. Lode del signor Capo Dipartimento all'assistente capo coordinatore Vito Grifò, con la seguente motivazione: per il lodevole comportamento e le capacità professionali dimostrate, libero dal servizio, assicurava alla giustizia un soggetto che già agli arresti domiciliari, raggiunto da ulteriore ordine di detenzione, si era dato alla fuga nascondendosi presso l'abitazione della propria madre, sua vicina di casa. Palermo, 11 ottobre 2015. Consegna la lode il signor Questore di Palermo, dottor Renato Cortese. Lode del signor Capo Dipartimento all'assistente capo coordinatore Mario Scorsone, con la seguente motivazione: in servizio presso una sezione detentiva della locale casa circondariale, dimostrando apprezzabili capacità professionali e lodevole spirito di iniziativa, salvava la vita ad un detenuto che aveva posto in essere tentativo di suicidio mediante impiccamento. Palermo, 10 luglio 2016. Consegna la lode il signor Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale di brigata Giovanni Cataldo. Lode del signor Capo Dipartimento all'assistente capo coordinatore Giovanni Termini, con la seguente motivazione: in servizio presso la sala colloqui del locale istituto penitenziario, dimostrando prontezza e capacità operative, interveniva in soccorso di un detenuto colto da una crisi epilettica nel corso dei colloqui con i familiari. Palermo, 3 gennaio 2017. Consegna la lode il signor Comandante Regione Sicilia della Guardia di Finanza Generale di Divisione Riccardo Rapanotti. Lode del signor Capo Dipartimento all'assistente capo coordinatore Giuseppe Abbate, con la seguente motivazione: in servizio presso il blockhouse del locale istituto penitenziario, dimostrando prontezza e capacità operative, interveniva in soccorso di un familiare di un detenuto colto da un malore, prontamente gli praticava il massaggio cardiaco, salvandogli la vita. Palermo, 19 aprile 2017. Consegna la lode il signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Colonnello Arturo Guarino. Lode del signor Capo Dipartimento al Vice Ispettore Pietro Arcuri, con la seguente motivazione: libero dal servizio, dopo aver allertato il servizio 118, dimostrando senso del dovere, tentava di rianimare un anziano signore colto da un malore, decedendo poco dopo. Missilmeri, 25 aprile 2017. Consegna la lode in luogo del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, il colonnello Alessandro Coscarelli.
Lode del signor Capo Dipartimento agli assistenti capo coordinatore Giacomo Giurintano e Paolo Grillo, con la seguente motivazione: in servizio presso una sezione detentiva del locale istituto penitenziario unitamente ad altro personale, dimostrando lodevoli capacità operative e professionali, interveniva per salvare la vita di un detenuto che tentava di porre fine alla propria esistenza. Palermo, 28 aprile 2017. Consegna la lode il signor vicecomandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Mauro Perdizzi. Vengono resi gli onori finali al signor provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia, dottoressa Cinzia Calandrino. Presentado arm. Jan, arm.